Non si capisce perché quasi sempre i sogni, proprio nel momento in cui, come specchi fedeli dell'anima, stanno per svelare al soggetto i suoi intendimenti nascosti, si interrompono. Ero lì, in una specie di zattera, un naufragio, chi lo sa. Insomma, sono lì su un relitto di 1 metro per 1,5 metri circa. E stranamente tranquillo, in mezzo all'oceano, galleggia. Cosa vorrà dire? Beh, vedremo poi. A dire la verità avevo già sognato di stare su una zattera con una dozzina di donne stupende, nude, ma lì il significato mi sembra chiaro. Ora sono qui da solo, al mio giusto spazio vitale, mi sono organizzato bene, pesce non manca, ho una discreta riserva d'acqua, i servizi è come averli in camera, ho anche un grosso bastone che mi serve da remo. Non è un sogno angoscioso, ma cosa vuol dire? Fuga? Ritiro? Solitudine? Probabilmente il desiderio di sfuggire alla vita esterna, che ci prende da ogni pagina. Si diventa filosofi nei sogni. Oddio. Oddio, cosa vedo? Fine della filosofia. Ma non può essere una testa, forse una boa. Non so per cosa fare il tifo. La boa fa meno compagnia, ma è più rassicurante. No, si muove, si muove. Mi sembra di vedere gli spruzzi. Non è possibile che sia un pesce, qualcosa che annaspa, sprofonda, riappare, lotta disperatamente con le onde. È un uomo! 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 Io ora che faccio? La zattera è un buon posto, ne sono sicuro. Ma per il pesce non ci sarebbe problema, ma la zattera in 2 non credo che tenga. Non tiene! Ma che? Non mi sente, sarà a 100 metri. Che faccio? Ma come che faccio? Sono sempre stato per la fratellanza, per l'ospitalità, per l'accoglienza. Ho lottato tutta la vita per questi principi. Sì, ma non mi ero mai trovato. Quali principi? Questa è la fine, qui 2 non scappiamo. E lui avanza verso di me, fende le onde. Sarà a 70 metri, 50, 30. Madonna come fende! Quasi quasi mi preparo un dentice. E se non gli piace il pesce? Se gli piace solo la carne? Umana? E no, calma, io devo pensare a me, alla mia sopravvivenza. Mors tua, vita mea, Oddio, non dovrò mica ucciderlo. Ma no, cosa dico? Sto delirando, devo sapere. Poi in qualche modo ci arrangeremo fraternamente, ci sentiremo vicini. Per forza non c'è spazio. Stretti, uniti, corpo a corpo. Guarda come nuota. È una bestia. Ma io lo denuncio. Ormai sarà già 10 metri. Mi fa dei gesti, mi saluta, mi sorride. Lo schifoso. Non mi ho detto cosa dico, per lui sono salvezza, la vita. Che faccio? Che faccio? Potrei prendere il bastone, potrei allungarglielo per aiutarlo a salire, potrei darglielo con violenza sulla testa. Siamo al gran finale del dramma. Il dubbio mi corrode, l'interrogativo morale mi divora. Devo decidere. L'uomo è a 5 metri, 4, 3, prendo il bastone. E a questo punto mi sono svegliato. Maledizione! Non saprò mai se nel mio intimo prevale il senso umanitario dell'accoglienza o la grande paura della minaccia. E devo saperlo, non posso restare in questo dubbio morale. Devo sapere come finisce questo sogno. Cerco di riaddormentarmi, mi concentro, voglio dire, mi abbandono. Qualche volta funziona. Sì, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, l'acqua, l'oceano, le onde. Giusto. Un uomo su una zattera. Giusto. Un altro che nuota, arranca, annaspa disperato.
Sento il cuore che mi scoppia. Oddio, che succede? Sono io. Sono io quello che nuota. No, io ero quell'altro, Non è giusto, non è giusto. A me piaceva di più stare sulla zattera, Ma quale dubbio morale? Ho le idee chiarissime, sono per l'accoglienza. Ecco, l'ultimo sforzo. La zattera a 5 metri. 4, 3. Alzo la testa verso il mio salvatore. Eccomi. Dio, che botta. A questo punto mi sono svegliato di nuovo. Mi basta così. Non voglio sapere altro. Spero solo che non sia un sogno ricorrente. Però una cosa l'ho capita. No, non che se uno chiede aiuto gli arriva una legnata nei denti, questo lo sapevo già. Ho capito quanto sia pieno di insidie il termine aiutare. C'è così tanta falsa coscienza, se non addirittura esibizione, nel volere a tutti i costi aiutare gli altri, che se per caso mi capitasse di fare del bene a qualcuno, mi sentirei più pulito se potessi dire non l'ho fatto apposta. Forse solo così, tra la parola aiutare e la parola vivere, non ci sarebbe più nessuna differenza.